Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo di oggi, martedì 19 settembre. Non vi nascondiamo che abbiamo un legame ultradecennale con gli amici, la famiglia Meor, che sono quella storica famiglia che gestisce alla Foce dell'Adige sia il campeggio, la spiaggia, la trattoria. Ci conosciamo da tantissimi anni e ci hanno sempre segnalato le varie situazioni di criticità che ci sono in quella zona. E quindi dopo tanti inviti, proprio ieri, grazie appunto all'amico Luigi Tiozzo Mea Ambrosi, 85 anni, Arzillo, col suo braccozzetto abbiamo fatto appunto il giro della foce dell'Adige e abbiamo constatato come in particolare la diga sud dell'Adige, che da un punto di vista di competenza fa parte del territorio della provincia di Rovigo, ma da un punto di vista proprio tecnico ci appartiene assolutamente, in quanto nel caso in cui quella diga dovesse cedere, e da quello che si vede sembra veramente sul punto di cedere da un momento all'altro. Ricordiamo che il dislivello che c'è nella parte nord dell'Adige, quindi tutto il territorio di Calino ma fino a Sant'Anna, c'è un dislivello di oltre 2 metri, e quindi se per caso dovesse esserci una forte burrasca, in particolare col vento di scirocco, e dovesse cedere, c'è l'alluvione assicurata per tutto quel territorio. E quindi sarebbe molto importante che la Regione Veneto mettesse in progetto di rafforzare e manutenzionare quella diga. Altro aspetto non di poco conto sono le palancole, che nei decenni passati venivano installate e smantellate ogni stagione per allungare, diciamo, l'uscita delle acque dell'Adige. Ma da circa 20 anni, come ci spiega in maniera anche un po', diciamo, arrabbiata l'amico Luigi Tiozzo, non vengono più tolte e essendo diciamo piantate a un'altezza che in certe condizioni meteo sono praticamente non visibili, e apparentemente non sembra che ci siano segnali che ne ravvisino la pericolosità, è veramente un problema di navigazione di non poco conto. Quindi serve il caso o di segnalarle in maniera più efficace o addirittura di toglierle. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Non ci si è dimenticati dell'invadente presenza del granchio blu che sta distruggendo i fondali, la fauna e la flora marina. Con la sua voracità ha ridotto del 90% i raccolti e ha annientato le semine, compromettendo la pesca dei prossimi anni.
La quantità immane di uova che un esemplare di femmina può deporre, dalle 700.000 ai 2 milioni, può far ben immaginare quale potrebbe essere la realtà del prossimo futuro. Si devono mettere i pescatori nelle condizioni di combatterli con tutti i mezzi a disposizione. Quelli tradizionali non sono sufficienti. È Marco Dolfin a dirlo, consigliere regionale dell'intergruppo Lega Liga Veneta e capo dipartimento pesca per il partito in Veneto. I contributi non sono sufficienti, serve ben altro, afferma, ricordando che lo streghero, l'attrezzo più efficace, è stato bandito in mare in quanto considerato pesca a strascico e quindi dannosa per l'ambiente. Ma il granchio blu è un problema più grosso e immediato da affrontare, vanno utilizzati tutti i mezzi possibili, insiste, prima che non resti più nulla da poter fare. Il rischio è che se non si corre subito ai ripari sarà la fine della pesca e di conseguenza dell'economia locale. Servono norme speciali e deroghe da parte dell'Unione Europea, serve maggior libertà di movimento ai pescatori, anche dove questi esemplari proliferano, e si deve agire subito per tutelare i nostri prodotti tipici e tradizionali e salvare la nostra pesca, conclude Dolfin. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Adesso in effetti si sta preparando per la pesca del granchio con il cosiddetto, ciao Riccardo, buongiorno. con il cosiddetto streghero o sfogliero, come si vuol chiamare, e andremo a vedere se ne peschiamo qualcuno. Riccardo, cosa stai facendo di bello? Mi sto preparando per andare a caccia di granchi, visto che è una piaga d'Egitto quest'anno, per quasi tutti quelli che operano dentro le lagune, sia con i bongoi sia con i convoglianti. Sta invadendo la laguna e l'unica arma che abbiamo a disposizione adesso è la pesca intensiva. Io adesso qua su quei canali ho gli gabbietti, come ci sono qui da canocce, si mette dentro le esche e poi li prendi, però ne prendi solo pochi. Ho visto che adesso a Goro tutti quei marinai là stanno operando con questo strumento qua che è lo streghero, e vediamo di fare il più possibile. Uno strumento che era stato proibito per un periodo che adesso invece è stato rivalutato. Ti hanno un po' deliberato un po' tutto per fare sta caccia ai granchi. Vedi Michela, se noti bene, questo viene, sarà in atto con dei pesi, va a rastrellare la sabbia e ingoia tutto quello che c'è. Viene tirato da qua, sulla bocca una corda piombata o con la catena che va a smuovere i fondali, e tutti i granchi che sono nei fondali si smuovono e vanno a finire dentro nella sacca. Cioè questo dovrebbe aiutare a raccogliere, a fare piazza pulita di granchi, in poche parole. Piazza pulita è una bella cosa, si spera. Si spera. Comunque ne peschi tanti, questo è il miglior attrezzo in cui puoi pescarli. Questo strumento, Michele, era stato vietato alcuni anni fa perché era molto invasivo per il fondale marino, andava a togliere la posidonia, habitat naturali per gli avanoti di alcune specie, allavatori respriografi e altri comunque elementi importanti delle lagune. Adesso, essendoci solo il granchio blu che sta facendo piazza pulita di tutto, è l'unico deterrente per dare più caccia a quel predatore che dissidia tutti i meandri della laguna. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Nel pomeriggio di ieri alcuni nostri follower ci avevano segnalati dei problemi per quanto riguardava la rete telefonica Wind 3. Siccome a volte non è chiaro magari se è un problema temporaneo, un problema magari del telefono o di una zona dove non è poco coperta, abbiamo preferito mettere
un post per capire quanti erano gli utenti che si trovavano nel disagio, e in pochissimi minuti sono fioccati ben 154 commenti, quasi tutti ipercritici in pratica, e alcuni di questi hanno particolareggiato che hanno precisato, scusate, che è ben almeno la terza volta nel giro di 2 mesi che senza alcun preavviso la rete Wind 3 smette di funzionare. C'è stato ancora mesi fa un problema a livello addirittura nazionale, in questo caso non è chiaro. Noi avevamo contattato ancora tempo fa uno dei tecnici della Wind 3 che in modo non ufficiale ci aveva spiegato che il problema capitava soprattutto con le alte temperature, perché anche le centraline di ripetizione soffrono del caldo e quindi a un certo punto vanno fuori servizio. Oggi però stranamente non è ancora fresco, ma rispetto ai giorni scorsi le temperature sono sicuramente più basse. Attendiamo di avere qualche precisazione, speriamo dalla stessa Wind 3. Ben 130 atleti provenienti da 29 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco sabato scorso si sono cimentati presso il villaggio San Paolo di Cavallino Treporti nel Veneziano, nell'8° campionato italiano Vigili del Fuoco nuoto in acque libere. La gara si è svolta in completa sicurezza, d'altronde parliamo di professionisti che con la sicurezza hanno a che fare quotidianamente. Presenti quindi nei pressi dello specchio di gara 2 moto d'acqua con 4 operatori, 2 gommoni dei sommozzatori con 5 operatori e un presidio del personale sanitario del 118. A collaborare alle operazioni necessarie per l'organizzazione, l'accoglienza, il cronometraggio e la logistica l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza. La competizione si è svolta per la lunghezza di 1 miglio marino e il miglior tempo in assoluto è stato quello tenuto dal Vigile del Fuoco Alberto Linda Ver del Comando di Venezia, mentre la campionessa assoluta femminile è stata Chiara Vignini del Comando di Belluno. La classifica dei comandi ricavata dal punteggio di tutti i partecipanti ha visto sul podio al primo posto il Comando di Bologna, seguito da Venezia e da Cagliari. Presenti al via della gara il direttore interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'ingegner Loris Monaro, il comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, l'ingegner Mauro Luongo, padrone di casa, e i direttori vice dirigenti Alessandra Bascià ed Elena Pesce. Al termine della gara la premiazione e i festeggiamenti meritati. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Anche per quest'estate si sono concluse le iniziative estive dell'Associazione La Bricola. Si è trattato della 27ª edizione di Chioggia Effetto Notte che si è svolta il martedì e per Ci vediamo al museo del giovedì. La partecipazione di turisti e residenti è stata notevole anche quest'anno, confermando un interesse papabile per queste visite serali che consentono di conoscere la storia di Chioggia, le sue tradizioni, camminando tra calli e campielli, come afferma Carla Sfriso, presidente della Bricola. L'iniziativa ha sempre riscosso un grande successo fin dalla prima edizione. Le visite in notturna del centro storico sono molto suggestive e i partecipanti si sono dimostrati sempre molto curiosi, sottolinea. Per il prossimo anno si tornerà a San Domenico, quest'anno scelto per l'esposizione di The Mystery Man, ma si stanno già studiando nuovi itinerari tematici. Quest'anno per le prenotazioni alle visite l'associazione si è servita del sito Eventbrite, che ha facilitato gli interessati.
50 era il numero massimo di prenotazioni per ogni singolo appuntamento, spesso in sold out dopo pochi giorni dall'annuncio dello stesso. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 19 settembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre di consultare il sito chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Quest'anno alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.